Buonasera dalla Società Alpina Friulana. Questa è l'ultima serata della rassegna del film e dei protagonisti della montagna organizzata dalla SAF assieme al Dopolavoro Ferroviario di Udine. Siamo all'ultima serata e parleremo del tagliamento. Si intitola I segreti del tagliamento, questo incontro che, come vedete, ha molti ospiti e appunto vedremo un film, anzi ne vedremo due, incontreremo l'autrice del libro che ha dato il titolo a questa serata e anche al progetto della Società Alpina Friulana che lungo tutto l'arco della primavera e fino all'autunno parlerà e camminerà lungo il nostro fiume, e anche incontreremo il regista Fabrizio Zanfagnini, che sono qui con noi, e un saluto a Fabrizio Zanfagnini e a Cristina Noacco. Conosceremo anche il comitato scientifico che organizza questa serata, il comitato scientifico della Società Alpina Friulana, e parleremo con il presidente, che è Marco Cabbai, che è con noi, e anche con la vicepresidente della Società Alpina Friulana, che è un'operatrice naturalistica e culturale e appunto illustrerà il progetto Tagliamento. Ci sarà anche Renzo Paganello, che fa parte del comitato scientifico e poi parlerà proprio del fiume. Ma ho lasciato per ultimi diciamo, i due ospiti che introdurranno questo incontro, e saluto il sindaco di Udine Pietro Zanfagnini e Pietro Fontanini. Scusate, ma ci sono molti ospiti e appunto però a questo punto lascio la parola al presidente della Società Alpina Friulana, Enrico Brisighelli. Buonasera a tutti. Io scommetto per Furlan, perché ho sin da ora ho sognato di chiacchierare dal Friuli. Buonasera amici del SAF, buonasera a tutti che sono collegati con noi, buonasera soprattutto ho saluti volentieri il sindaco di Udine, Pieri Fontanini, uomo di innamorato del nostro Friuli, o sapendo la passione che lui ha per le nostre patrie furlane. Sì, ho chiacchierato di Friuli, di queste pianure furlane che si era dal green delle nostre montagne, che è mari e fie di questo gran fiume che è il Tiliment. Io non sono uno studioso, ma ho proprio una curiosità di chiavarmi usgnot. Io vorrei sapere perché tutti i saghi furlanis, o ad esempio la maggior parte dei saghi furlanis, sono femminis. Per Furlan i flums e gli aghi hanno un pronome femminile. Basta pensare alla fiele, la but, se uno va a sul class, non va al tal tor, ma va a te tor, la tor, la natisse, la ledre, e sono tutti agis femminis. E qualche don che è diventata un flum maschio. Il Tiliment, sì, il Cormor, ecco, ma non mi vengono altri nomi che sono maschio. Io che roba che mi ha sempre incuriosito. E se qualcuno sa dare una risposta, ecco, io mi avrei proprio così vele. Io a 17 anni, quando non si ha tanto sentimento, ma si ha tanta passione, ho fatto tutto il Tiliment a piedi. L'ho fatto di For fino a Lignan, con due amici di Tumiec, e un amico che veniva da America per fine, e che era scaturito, gli ha tanto piaciuto che il film che lui diceva non era una roba compagna. Per dire la verità, anche secondo me non avevo mai veduto una roba compagna, ecco. Quindi mi ha restato proprio che il gran film che tutti abbiamo in quei film americani, che grandi robe che invece lo vinca da ur di chiese e abbiamo una robe veramente straordinarie. Il Tiliment, che è il pari e il figlio del nostro Friuli, che anche come forse se arrivati a Tiradogna e Sapade, così si arriva a Tiradogna anche il mandamento di Puarte, tornare a fare il Friuli come era una volta, col Tiliment al Miece, no, tutti Anton, pararla su.
Ecco, io spero in nome che questo benedetto o maledetto microbo che nos tormente, nos permette di fare alc e di menare i giovani e menare anche, non come i giovani, ma lui che è angus di là con queste nostre attività a conoscere, a scoviarci gli meravigli dal nostro flum d'altilimento. Come lo hanno fatto, lo hanno proponuto per diventare, diventare patrimonio dell'UNESCO. Non si visin di Celcovinda Urdi Chiase e a che altri a scoviarcelo. Vabbè, sono tanti robe che vanno così. Intanto è di ringraziare la presidentessa, non sai se dice presidente o presidentessa, la vicepresidentessa, la Denia, che con gli amici che hanno lavorato per preparare queste serate. Ho visto il nostro comitato scientifico del SAF che è veramente attivo e funzione e è una realtà importante. Quindi do il benvenuto a Cristina Noacco che ha pubblicato i libri, che ha scritto i libri e il regista Fabrizio Zanfagnini. Grazie per il vostro lavoro e per il vostro presenza. E come io passerei la parola all'ospite d'onore, a Pieri Fontanini, al sindaco, beh sì, insomma, ecco, a Pieri Fontanini, che è un amico del SAF e che, ecco, che ho vinto tanto gusto di Velosignoto. Di solito tu sei presente alle prime serate, quando si lo faceva di presenza, e come tu si presenta alle ultime, perché purtroppo quest'anno è là di così, ecco. Sperando di poter, vi ho di anche che stanno col bene, ecco, di New al cinema. Grazie Pieri, a te la parola. Un saluto anche da bande me, a tutti gli amici del SAF, ringrazio il Presidente Brasile che è stato molto buono nei miei confronti. Mi dispiace anche a me di non essere presente, di essere là che ogni anno a San Juan si chattava insieme con una grande partecipazione, perché la SAF è una grande famiglia, una grande associazione che ha un'età, un lavoro antiche e che rappresenta un croto le memorie storiche del nostro Friuli importante, perché la documentazione, ma anche i personaggi che le hanno animate, che le hanno dirigiute, che hanno dato contributo a loro importanza al nostro Friuli. Tra l'altro, Sgnot Brasigali ha messo su il simbolo storico, il simbolo storico del SAF, che è una roba importante e che mi piace a loro portarlo. Ringrazio anche il regista Zanfagnini, di cui ho visto già dei lavori molto belli che riguardano la nostra natura, il nostro ambiente. Il Tagliamento, il Tilimente, è uno dei grandi fiumi d'Europa che sono rimasti a livello naturalistico abbastanza intatti. E questo è un patrimonio di cui dobbiamo andare orgogliosi. Io penso al popolo friulano, in primis, che ha saputo preservare questo gioiello di natura, questo luogo così importante e significativo, non solo per noi che viviamo ai limiti, insomma, di questo importante fiume, ma anche per coloro che vogliono conoscere qualcosa di unico che ancora esiste, per fortuna, e noi ce l'abbiamo nel nostro Friuli. Al divide due parti del nostro Friuli, il Friuli occidentale dal Friuli orientale, però è il fiume della nostra storia, di tante vicende, e sotto l'aspetto naturalistico, ripeto, ancora tantissimo da dare e soprattutto da scoprire. Certo, è un fiume anche che fa paura, perché non dobbiamo dimenticare i problemi che magari nella Bassa Friulana, in particolare alla Tisana, ci sono stati degli interventi, probabilmente ci vogliono ancora interventi in questa parte finale del fiume per aumentare la sicurezza per quanto riguarda le popolazioni. Però il Tagliamento è anche un luogo di natura, è la grande autostrada di tanti esseri viventi. Io penso soprattutto ai ungulati, non so, ai cervi, ai caprioli, che attraverso i cinghiali anche, che attraverso il Tagliamento riescono a passare e a toccare tanti luoghi del nostro Friuli. È un luogo stupendo e quindi grazie alla SAF, che anche con questo documentario manifesta grande attenzione al nostro territorio e fa conoscere aspetti, luoghi, soprattutto di grande importanza, che devono essere tutelati
ma io dico anche amati e conosciuti da tutti. Signor Sindaco, grazie e grazie anche al Presidente della SAF Enrico Brisighelli, e io passerei la parola per illustrare e presentare il comitato scientifico della Società Alpina Friulana, da cui origina questa serata, e anche il progetto Tagliamento, che poi insomma lungo tutto l'arco dell'incontro di stasera conosceremo e scopriremo. Marco Cabbai. Buonasera a tutti, buonasera. Visto che sono il regista, ogni tanto mi giro anche dall'altra parte per vedere se funziona tutto, scusate. Ciao, allora io sono Marco Cabbai e sono non so se per fortuna o se non lo merito, ma il primo presidente del comitato scientifico della Società Alpina Friulana, che si è appena costituito. Il comitato scientifico della Società Alpina Friulana è un organo tecnico della SAF ed è un organo tecnico all'interno di tutto l'organigramma del Club Alpino Italiano. E il comitato scientifico è uno degli organi tecnici. Come funziona nel Club Alpino, come è strutturato? Il Club Alpino è strutturato in organi tecnici per lavorare sul territorio. Ci sono le scuole di alpinismo, c'è la commissione per l'escursionismo con le scuole sul territorio e c'è il comitato scientifico. Uno di questi organi tecnici è il comitato scientifico. Tra l'altro è stato il primo organo tecnico ad essere nato all'interno del Club Alpino Italiano e compie quest'anno 90 anni. E il nostro Ardito Desio è stato il primo presidente del comitato scientifico in assoluto in Italia. Quando fu fondato il Club Alpino Italiano, quelli che lo fondarono non erano dei semplici turisti della domenica a salire, che si dilettavano a salire sulle montagne, ma erano più che altro persone di un certo rango sociale ed era, possiamo dirlo, anche un'associazione elitaria all'inizio, perché la gente magari non aveva tanto tempo per non lavorare e dedicare questo alla montagna, oppure era fatto da scienziati, studiosi. Ricordo che Quintino Sella, il fondatore del CAI, era appunto uno scienziato. Nell'articolo 1 del CAI, oltre ad esserci scritto che cosa fa il CAI, cioè l'alpinismo in ogni sua manifestazione, anche la conoscenza e lo studio delle montagne. Questo fa pensare a come è nato il Club Alpino Italiano, da chi era formato inizialmente il Club Alpino Italiano e il fatto dello studio, la conoscenza e lo studio e la ricerca scientifica nel Club Alpino Italiano c'era da quando proprio è nato il Club Alpino Italiano. Dal 1931 appunto ha formato questo nuovo, il primo organo tecnico, che è stato il comitato scientifico, e adesso anche alla Società Alpina Friulana abbiamo formato il nostro comitato scientifico, perché abbiamo diverse persone che ci credono, diverse persone che ne hanno le competenze, le conoscenze, abbiamo diversi operatori naturalistici e riusciamo a lavorare bene, e abbiamo sentito la necessità di formare questo comitato scientifico all'interno della nostra sezione per coordinare meglio la nostra attività. Il comitato scientifico è formato da semplici appassionati, studiosi e anche operatori naturalistici, che è una delle figure titolate assieme agli altri istruttori del Club Alpino Italiano. E di cosa si occupa? Si occupa questo operatore naturalistico di divulgare la conoscenza dell'ambiente naturale ed umano delle nostre montagne, e divulga questa conoscenza alle persone che accompagna in montagna o che partecipa alle attività che l'operatore naturalistico e culturale organizza, sia all'interno della sezione che fuori dalla sezione. Diciamo che la Società Alpina Friulana ormai sono molti anni che si sta adoperando per portare le persone in montagna con occhi e mente aperti. Quindi in montagna è giusto
che ci sia spazio per tutti e c'è spazio per tutti, però la SAF vuole che i propri soci ed i frequentatori della montagna abbiano la consapevolezza del luogo dove vanno, abbiano la consapevolezza sì dei rischi in cui potrebbero incorrere, ma soprattutto abbiano gli occhi e la mente aperti ad osservare tutto quello che li circonda. Quindi l'operatore naturalistico del Club Alpino Italiano e il comitato scientifico vuole stimolare a chi frequenta le montagne, chi frequenta la montagna con noi o anche da solo dopo aver partecipato a uno dei nostri corsi, vuole stimolare una sana curiosità ad osservare ad esempio le formazioni rocciose, la curiosità di pensare a come si sono formate le rocce e come si sono modellate nel corso dei decenni, dei millenni per formare le montagne sulle quali noi andiamo a camminare o ci arrampichiamo, osservare i boschi e chiedersi il perché quel tipo di pianta nasce in un posto piuttosto che un altro, o perché i fiori in alta quota sono così bellissimi e molto colorati. Insomma, tutte queste caratteristiche che magari normalmente uno non ci pensa e passa oltre quando cammina solo con il cronometro e l'altimetro in mano, mentre c'è, camminando un po' più lentamente e stando attenti a quello che ci circonda, c'è un mondo da vedere che magari ogni tanto non ci facciamo neanche caso. Certo. Sì, dimmi. No, appunto Marco, diciamo che il comitato scientifico, la nascita del comitato scientifico all'interno della società alpina friulana significa anche accrescere quella vocazione allo studio e alla ricerca che appunto, come tu hai detto, caratterizza il Club Alpino Italiano e la società alpina friulana dagli albori, e a questo scopo anche fare e aumentare sempre di più non solo appunto l'attività per appunto avvicinare le persone alla montagna, ma anche alla formazione, informazione e formazione insomma, delle persone, dei soci e anche dei non soci. Quindi il ruolo è molto importante e anche sicuramente va nella direzione appunto di una SAF sempre più presente anche all'interno poi di tutte le tematiche legate all'ambiente, alla biodiversità, alla difesa del territorio, alla conoscenza poi anche, no, di tutte le caratteristiche antropiche di sviluppo. Per cui sono temi importantissimi al giorno d'oggi, quindi e lo sono sempre di più e ne sentiamo appunto la necessità. Io vedo anche le persone quando le portiamo in montagna oppure partecipano ai nostri corsi, sono argomenti sentiti e delle quali le persone hanno una grande curiosità e una grande, se si può dire, sete. E soprattutto appunto la tematica ambientale. Recentemente è stato formato in seno al nostro comitato direttivo regionale anche il gruppo ambiente, un gruppo di persone che si occupano appunto di tutela dell'ambiente. Certo. Bene, Marco, grazie per la presentazione e io passerei la parola a Denia Cleri, che è la vicepresidente della Società Alpina Friulana, nonché componente del comitato scientifico, operatrice naturalistica culturale, con altri ruoli anche all'interno del CAI Biveneto, che ci presenterà questo grande progetto, il progetto Tagliamento, che si intitola I segreti del tagliamento. Buonasera a tutti. Sì, io ho l'onore di presentare questo progetto che ci ha richiesto un grande impegno, ma che ci dà grandissime soddisfazioni perché vede coinvolte tantissime persone.
l'idea di un percorso escursionistico a tema lungo il fiume Tagliamento mi è venuta qualche mese fa proprio leggendo il libro di Cristina Noacco, I segreti del Tagliamento. Lo stavo leggendo in un posto che secondo me non era a caso ed è quello che ha anche contribuito a farmi venire questa idea, perché ero vicino, a fianco alla scogliera di Dover che cita Cristina nel libro, ed ero ad Aunedis e di fronte avevo l'intreccio delle acque bellissime di queste lingue del Tagliamento che quando tu sei lì e le osservi sembra proprio che si rincorrano tra di loro, sembra proprio un gioco che stanno facendo. E in quel periodo stavo anche pensando, insieme ai miei amici operatori naturalistici, a quello che poteva essere il programma delle escursioni per il 2021. E venivo anche sollecitata da questi numerose notizie che correvano sui social, alla televisione, per cui il fiume, correvano le notizie della sua candidatura a riserva di biosfera dell'UNESCO. Insomma, ero lì, trasportata dalle emozioni di questo luogo bellissimo, da tutte queste sollecitazioni che avevo, dico vabbè, propongo questo progetto. Lo propongo agli ONC che subito chiaramente accolgono l'idea con entusiasmo e ci mettiamo a lavorare. Ci mettiamo a lavorare per svelare a noi e soprattutto agli altri i segreti dell'ultimo fiume libero d'Europa. Una delle cose bellissime che mi sono piaciute di questo libro e che si attagliava perfettamente al nostro modo di andare in natura è stata proprio la scelta della protagonista del libro di percorrere questo fiume all'incontrario, controcorrente. E l'andare controcorrente, iniziare un viaggio proprio lì dove finiva il fiume, all'andare controcorrente, prevede un po' il rallentamento, che è il nostro modo proprio di andare in natura. Infatti noi a NNC andiamo lenti perché siamo proprio incuriositi e ci lasciamo sorprendere da tutto quello che incontriamo, quello che ci circonda, che potrebbe essere una scoperta, ma soprattutto ci piace svelare questi segreti per poi andare a raccontarli. Un'altra delle cose bellissime che Cristina racconta nel suo libro, e c'è una frase proprio che mi ha anche ispirato, ed è che lei dice che il punto d'arrivo può essere un punto di partenza per conoscere la storia di uomini e paesaggi. E da qui è nata l'idea di non fare questo progetto da soli, ma di coinvolgere i CAI rivieraschi. Così abbiamo contattato San Vito al Tagliamento, Codroipo, Spilimbergo, San Daniele del Friuli, Gemona, Tolmezzo e Forni di Sopra, che hanno accolto questa proposta entusiasticamente, e quindi abbiamo iniziato a lavorare con loro così che la storia del tagliamento la sentiremo proprio dalla voce di chi vive sul tagliamento, di chi vive il tagliamento e le terre circostanti, ma soprattutto avremo l'onore di sentirla, come dice Cristina, con le 1000 varianti del friulano e del veneto. E quindi a questo punto va da sé che il titolo perfetto per questo progetto era proprio I segreti del tagliamento. Quindi abbiamo contattato Cristina, gli abbiamo chiesto se voleva farci da madrina, se voleva accompagnarci in questo viaggio, e lei ha accettato subito e anche in maniera anche molto felice di questa cosa, e quindi sarà lei che ci accompagnerà in questo viaggio che inizierà ad aprile, finirà ad ottobre e consisterà in 7 escursioni e 3 conferenze. Ecco, è proprio questo, grazie Denia, è proprio questo che vorrei chiedere, vorrei che ci raccontassi, perché già ci stanno anche arrivando delle domande. Come si articolerà e come si svolgerà, e poi cerchiamo anche di capire come si potrà partecipare a questo progetto. Infatti faremo una escursione ogni mese a partire da aprile,
E in queste escursioni verremo accompagnati proprio dai CAI rivieraschi e faremo 3 conferenze con dei collaboratori che ci parleranno proprio di vari aspetti che riguardano il fiume Tagliamento, a partire dalla sua storia, dalle leggende, dagli aspetti antropici, fauna, flora, tutto quello che riguarda un po' la vita che coinvolge e che si sviluppa proprio su questo grande fiume, e in questo avremo anche la partecipazione, la collaborazione di esperti esterni, come per esempio Corrado Venturini, che è un geologo di fama internazionale, un docente dell'Università di Bologna che ci accompagnerà. Ci sarà Furio Finocchiaro, che è un docente e ricercatore dell'università che ha curato la realizzazione del libro della regione dei geositi del Friuli Venezia Giulia per il Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine dell'Università di Trieste. Avremo Fulvio Genero, direttore scientifico della Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, Giuseppe Muscio, che è un geologo e direttore del Museo Friulano di Storia Naturale del Comune di Udine, e Maurizio Tondolo, che è il direttore dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese. Tutti racconteranno, per quello in cui sono loro specializzati e preparati, una storia del fiume Tagliamento. Ecco, nel frattempo state vedendo le immagini, alcune sono di Cristina Noacco e quindi è un piccolo assaggio di quello che vedremo poi anche nel film di Fabrizio. E ecco, a questo punto allora abbiamo sentito gli esperti, abbiamo avuto un quadro anche molto affascinante che ci incuriosisce molto riguardo a questo progetto. Come si può partecipare? Allora, per partecipare si seguiranno un po' le regole che di consuetudine i soci della SAF già conoscono, e cioè ci si potrà prenotare online, verranno aperte le iscrizioni di solito circa una settimana, 10 giorni prima l'escursione. Quello che io consiglio è di seguirci, perché chiaramente noi cercheremo di rispettare tutte le date che abbiamo messe, ma consideriamo che siamo in un periodo molto particolare con questo Covid, e quindi dobbiamo anche rispettare quelle che sono le normative che, come voi potete vedere, continuano ad uscire e sono sempre nuove. Possono partecipare tutti, soci e non soci, e diciamo che la cosa importante è che tutti dobbiamo essere coperti dall'assicurazione, per cui per i soci non è un problema, mentre per i non soci dovranno provvedere ad assicurarsi, ma lo fanno sempre attraverso il sito dell'Alpina Friulana. Naturalmente chi volesse partecipare a tutte le uscite gli conviene, e lo invito anche, ad associarsi al CAI, perché chiaramente sarà più conveniente volendo seguire tutte le uscite. Mentre invece per quanto riguarda le conferenze noi speriamo, normativa permettendo, di poterle fare in presenza. Comunque saranno tutte organizzate in streaming, per cui le si potrà seguire comunque dai social, sia in diretta che poi quando si ha piacere o desiderio di rivederle, perché rimarranno in rete. Bene, allora diamo appuntamento al primo evento, Denia, e poi così passiamo al film. Allora, il primo evento di conferenze lo avremo il 1° di aprile con ospite Angelo Floramo, che ci racconterà di leggende e storie sul tagliamento, e sarà anche la prima serata dei giovedì dell'Alpina. Mentre invece la prima escursione l'avremo il 18 aprile, partiremo proprio da San Vito al Tagliamento, perché anche noi lo percorreremo appunto controcorrente, e ad accompagnarci in questo primo viaggio avremo Severino Danelon, che è un esperto naturalista sanvitese, e Pier Giorgio Scrippa, che è un autore di numerosi saggi e libri sulla storia di San Vito e delle località
rivierasche. Per cui vi invito a seguirci sul sito dell'Alpina per avere tutte le informazioni e le notizie per iscriversi e poter partecipare. Grazie. E allora grazie a Denia Cleri, vicepresidente e componente del comitato scientifico. Grazie a Marco Cabbai. Se non hai altro da aggiungere come presidente, ti lasciamo. Prego. Vi invito anche io a partecipare alle nostre attività che saranno pubblicizzate sul nostro sito. Grazie, e anche così ti lasciamo tornare alla regia di questa serata. Io a questo punto, prima di far partire il film, ringrazio il sindaco Piero Fontanini, e questa volta l'ho detto giusto, lo ringrazio e come ha visto è un bellissimo progetto e quindi speriamo anche di rivederci e di averla nostro ospite di questi incontri. Volentieri, e auguri per queste attività che sono sempre più interessanti. Grazie, e anche salutiamo il presidente della Società Alpina Friulana, Enrico Brisighelli. Grazie Presidente. Ricambio i saluti molto volentieri e aggiungo una cosa, che alla bellissima presentazione della vicepresidente, che la cosa migliore da fare per fare le nostre attività è diventare soci della SAF, iscriversi all'Alpina. Fatelo, che convenga o che non convenga, sicuramente è un bel gesto. Ecco. Grazie mille e adesso vediamo questo meraviglioso film. Grazie al regista e all'autrice. Ottimo, allora noi ci vediamo dopo con Cristina Noacco, Fabrizio Zanfagnini e con Renzo Paganello, e buona visione dei segreti del tagliamento. Sassi diventano sabbia. Monti sgretolati in polvere di clessidra in riva al mare, alla foce del grande fiume. È un punto di arrivo, ma può essere anche un punto di partenza, per conoscere la storia di uomini e paesaggi che confluiscono qui. Storia che ispira storie, rivoli del fluire del tempo. Sulle due sponde del fiume sorgono due centri balneari, Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove i bambini costruiscono castelli con sabbia che forse proviene dal Paleozoico carnico. Da dove viene l'acqua che alimenta il mare? Quella di oggi ormai è trascorsa. Vorrei conoscere l'acqua di domani e insieme a lei la sua strada, la via del tagliamento. Vorrei tornare a casa, alla sorgente, e scoprire la storia della sabbia, del fiume, la mia, risalire la corrente per compiere un viaggio sacro verso la fonte della forza vitale del fiume. Intorno alla foce tutto sembra compiuto. La quiete dell'ambiente litoraneo è espressione dell'equilibrio tanto cercato dall'acqua nel suo andare. Questo viaggio inizia alla chiesa di Santa Maria del Mare di Bevazzana, la chiesa venuta dal fiume, trasferita a Lignano Pineta negli anni 60 per salvarla dalle piene che ne divoravano gli affreschi. L'euforia della partenza diventa una forza da sfruttare sui pedali come acqua al mulino, sugli argini che costeggiano il grande fiume. Senza orologio, senza meta giornaliera, con il solo obiettivo di vivere gli incontri e il paesaggio, mi sento libera anche di fermarmi e di trasformare il viaggio in stasi. Unico compagno il fiume, come se fosse la scia di una cometa, della quale voglio veder splendere la luce nascente. Questo fiume è davvero padre di tutto ciò che lo circonda, vita che scorre e che accende la vita al suo passaggio.
Riprendo a pedalare e unisco il fruscio del mio passaggio al concerto delle 1000 voci della natura. Alla Tisana gli argini sono alti e rinforzati, parlano di piene, di paura e del lavoro dell'uomo per convivere con la forza del fiume. Nella vaga riviera cantata da Ippolito Nievo, il Varmo, si muovono sinuose vegetazioni sommerse. Sembrano lunghi capelli di fata. Forse sono quelli delle agane. Durante il cammino a piedi e in bicicletta, lo spazio e il tempo si dilatano. Un ciuffo d'erba nasconde tesori. L'attimo fuggente si allarga. È il tempo vissuto, non quello misurato, che conta. A Varmo il fiume scorre in rivoli azzurri che solcano un vasto greto di sassi e ghiaie, davanti a quinte di bosco formate da un tano nero e salice bianco. I ciottoli levigati dall'acqua sono pietre preziose da raccogliere e collezionare, da far brillare al sole, per ammirarne i giochi di forma e di colore che offrono una bellissima metafora della nostra variegata umanità. È bello immergersi nell'acqua, lasciar scorrere i pensieri e poi distendersi al sole, in attesa del tramonto e della notte, per ascoltare, insieme al mio, il sogno di rinascita del fiume. Proprio qui le acque del tagliamento, che più a monte sono convogliate attraverso ghiaie e sabbie permeabili in una falda freatica, defluendo verso il mare incontrano limi e argille impermeabili che le fanno riemergere dal sottosuolo. È il fenomeno delle risorgive. Che spettacolo! Champagne! Lungo il cammino visito le belle chiese affrescate che costeggiano il fiume. L'arte è un ponte fra i popoli dal linguaggio universale. Nel cimitero di Rivis un affresco rappresenta San Cristoforo, portatore di Cristo. Fra le gambe si trova una gana, fata delle acque. Un bellissimo esempio di commistione fra le credenze pagane e la religione cristiana. L'acqua e l'uomo. Una storia millenaria dettata dalla lotta per la vita, fatta anche di rispetto per il corso maestoso e la forza imponente del grande fiume. Il re dei fiumi alpini deve la sua fama al fatto che è l'unico fiume europeo a conservare ancora un alveo originale, all'interno del quale l'acqua scorre in canali intrecciati. La loro forma e portata varia ad ogni stagione e dopo ogni piena, quando tutto si mescola e si riordina, in cerca di un nuovo temporaneo equilibrio. Sui ponti che collegano le sponde, recenti rispetto alle fatiche che uomini e animali hanno compiuto per secoli, scorre un altro fiume ininterrotto, quello automobilistico, moderno e più sicuro mezzo di trasporto, che priva il corso del fiume della sua antica funzione, di via di comunicazione e commerciale. Percorro la via del tagliamento, che scendeva dalla via d'Alemagna e portava uomini e cose verso il mare Adriatico. Penso ai pellegrini che camminavano tutto il giorno, mossi dalla fede e da una speranza di rinnovamento, trovando conforto alle sofferenze dello spirito nelle sofferenze del corpo. Il tagliamento non è solo un fiume del Friuli, è il Friuli. Percorrerlo significa aprire la porta del tempo, ascoltarlo e riconoscersi figli del fiume padre. Devi fermarti un attimo a capire e questo aspetto diventa parte del cammino. Esperienza che cambia, linee della storia da estrarre dalla terra, da riprendere in mano e che tra le mani rinascono. E quando le storie rinascono tra le mani e sotto i piedi, cambiano le prospettive, trova senso il cammino. Si aprono passaggi che non potevi vedere prima, ponti,
Questo è il segreto della via primitiva in sinistra tagliamento. Mentre a nord si disegnano le prealpi carniche, acque color turchese scivolano o irrompono verso sud, fedeli al richiamo del mare. A volte su un isolotto attecchisce un seme che dà vita ad un albero, finché una piena non lo strapperà via, eroe nella tempesta. La forza e la fragilità della natura convivono. La chiesetta di San Giacomo a Villanova di San Daniele è uno scrigno di fede eretto in prossimità di un guado e di un antico porto fluviale. Il viaggio di risalita continua lungo strade sterrate che costeggiano gli affluenti e le rogge, golene alberate e magredi. La natura adatta le sue esigenze alle risorse dell'acqua, mentre l'uomo sfrutta la corrente, troppo spesso senza rimorsi per le conseguenze sull'ambiente. Le scarpate di Aonedis sono un museo di scienze della terra a cielo aperto. Sono composte da depositi trasportati non solo dal tagliamento, ma anche dall'Arzino, che scorreva un tempo qui al posto del grande fiume, prima dell'ultima glaciazione. La loro storia è vertiginosa e abbraccia 100.000 anni. Nei dintorni raggiungo in bicicletta un belvedere a picco sul fiume, l'Eden. Un prato verde, alberi da frutto e 2 panchine per ammirare il paesaggio. I pensieri scivolano leggeri sul quaderno come l'acqua scorre allegra nell'alveo del fiume. E leggo dimora per una notte in questo paradiso. Al mattino la luce sembra inondare ogni cosa per la prima volta. Rinasco anch'io e assaporo con occhi nuovi ogni istante. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi, scriveva Marcel Proust. L'alta pianura friulana è attraversata dai rami azzurri del fiume che scorre solenne. Al tempo in cui il ponte di Pinzano non esisteva, un traghetto collegava le 2 sponde, a rischio e pericolo di persone e cose trasportate. Qui si respira anche la tragedia della guerra. Un ossario germanico incompiuto, simile a un monumento assiro-babilonese o egizio, avrebbe accolto le spoglie dei fanti tedeschi di fronte al sole e al fiume, verso il mare e la promessa di una nuova vita. Il ponte di Pinzano non è stato risparmiato dalla furia della guerra. Venne fatto saltare dagli italiani. La seconda Caporetto. Certo, molta acqua è passata sotto i ponti. Al di sopra dell'alveo, un'autostrada bianca solcata da una misteriosa volontà di andare o di esitare, oggi rinascono vie di pace e di apertura, di incontro e di dialogo. Tutto questo e anche di più si respira in questi luoghi di combattimento, si muore e si spera, affinché la grazia del bene accompagni la volontà dei potenti. Il castello di Ragogna è un gioiello di architettura medievale che sovrasta il tagliamento, posizione ideale per controllare il corso del fiume a nord e a sud, fra incantevoli giochi di forme e di colori. La quiete del lago di Ragogna è un invito alla sosta, al silenzio e alla meditazione. Ogni più piccola manifestazione di vita collabora all'equilibrio del mondo. Sospesa tra il mosaico dei campi coltivati e le montagne, emerge San Daniele, sede dell'importante biblioteca guarneriana fondata nel 1466. È una delle prime biblioteche pubbliche europee
e conserva rari e preziosi manoscritti medievali. Con inchiostro azzurro e argento, il fiume scrive la sua storia fra i ciottoli e accoglie, forse con un fremito, le promesse degli innamorati. Continuo a salire, in cerca dell'origine del fiume, e incontro altri rivoli, altri ponti, nuovi orizzonti e nuovi intrecci o specchi d'acqua. Come il lago di Cornino, una gemma color smeraldo. Sulle pareti rocciose che lo sovrastano nidificano i grifoni. Vorrei essere un grifone anch'io. All'acqua caduta sembra di risalire le aree geologiche e di addentrarsi in una foresta primordiale. Verdi intensi, acque vibranti, muschi e 1000 varietà di felci. La cascata che scivola su un drappo di tessuto pietrificato, un deposito di travertino, è un'ode alla vita, verde stupore. Arrivo all'ospitale di San Tommaso, luogo di accoglienza gratuito e aperto anche a una pellegrina anomala come me, in bicicletta e dalla bussola invertita. Questo è l'ospitale fondato nel 1199 dai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme per ospitare i pellegrini che scendevano dal nord d'Europa per raggiungere il mare e quindi a nave Gerusalemme, che era la meta del cristianesimo più importante. Era posto sulla via d'Alemagna, come tutti gli altri ospitali, a 25-30 chilometri uno dall'altro, per poter permettere a ogni pellegrino di arrivare alla fine della giornata in un posto sicuro ed essere accolto. È durato per tutti questi secoli quasi indenne. In questo sito passa il Cammino del Tagliamento, che è la parte friulana della via d'Alemagna. Ed ora, in questi ultimi anni, è stato ristrutturato e può di nuovo accogliere i nuovi pellegrini che passano di qua per andare a Roma, per andare a Santiago o per raggiungere ancora il nostro mare. Fra l'ospitale di San Tommaso e il Colle di Osopo si trova il labirinto dei Bars, luogo ameno circondato dall'acqua di risorgiva dalle 1000 sorprese. La realtà vibra nel suo riflesso e chi vi si addentra non sa più se vive la sua vita o la sua ombra. Pedalo, mi perdo e cerco per ore il percorso, apparentemente semplice, che conduce a una spiaggetta incantevole e di certo incantata in riva al fiume. Sono sicura che è opera delle Agane, che vorrebbero nascondere questo luogo agli occhi dei mortali. Per oggi mi hanno lasciato entrare e allora mi preparo a vivere il tramonto e la notte davanti al fuoco. Cosa c'è di meglio che riscoprire l'essenziale in riva al fiume? La voce dell'acqua si unisce a quella del fuoco. È un mantra che si perde nella notte e non oserei pronunciare nemmeno una parola. La storia dell'uomo è inscindibile da quella del fiume. Così, per conoscere l'una, bisogna addentrarsi nell'altra. La bella Gemona si erge su un conoide alluvionale. La fede è una sfida, ne è una prova la chiesa di San Michele di Braulins. Eppure, di fronte alla bellezza che sgomenta, l'uomo misura il suo passo nel corso della storia. Un battito di ciglia del tempo che ha eretto le montagne, spianato la strada del fiume verso il mare, acceso il sole e sciolto i ghiacciai. Il lago Minisini, vicino a Ospedaletto, è proprio un relitto glaciale. La vegetazione lacustre danza nel vento e si specchia in quelle acque limpide, scrigno di freschezza incastonato nel verde.
Mentre salgo verso i monti, li guardo avvicinarsi. Non come Orfeo, che per strappare la sua amata agli inferi doveva rinunciare a vederla, ma come un fiducioso innamorato che cammina con gli occhi già rivolti a lei. La montagna mi attira con la sua forza, la sua storia, le sue luci e le sue ombre. La guardo farsi sempre più vicina e ammiro i tasselli che compongono il letto del fiume, relitti di giganti prestigiosi, smussati e accarezzati dalla corrente o ancora grezzi e combattivi. Benzone è uno dei borghi più belli d'Italia. Ha vissuto la grande prova della distruzione a causa del terremoto nel 1976. Fieri e desiderosi di non rinunciare alla loro storia, i friulani hanno numerato ogni pietra e ricostruito il Duomo, il battistero, il palazzo comunale e le mura esattamente come prima, per cancellare il ricordo della morte e per mantenere viva la memoria. Gioco a lasciarmi portare dal vento e continuo a pedalare verso nord. Costeggio il San Simeone, ammiro il Plauris, la Mariana e imbocco la strada ciclabile che collega Pioverno e Cavazzo. La Mariana sembra un gigante buono che veglia sul paese di Amaro e sulla Carnia. Eppure, vista da vicino, questa montagna appare come un bastione inespugnabile. Le Alpi Carniche hanno cime che sfiorano i 2000 metri e creste che scendono rapidamente verso il tagliamento. Inondano di colori le sue acque al tramonto. Sono sentinelle minerali di fronte ad architetture religiose svettanti, come la pieve di Santo Stefano di Chesclans, che sorge oltre il lago dei Tre Comuni. All'altezza di Tolmezzo, il tagliamento riceve le acque del torrente But. Il nastro d'argento serpeggia nell'alveo e brilla alla luce del tramonto. I centri abitati della Carnia sorgono a ridosso dei monti, come in Villino, con la pieve di Santa Maria Maddalena eretta accanto al cimitero, sul Col Santino. Che fatica arrivare fin quassù! Poco più a ovest dell'abitato si trova un ponte che sorge nel punto più stretto e pericoloso per i zatterieri, che scendevano sul fiume insieme ai tronchi. Per questo vollero costruire lì una cappella votiva dedicata alla Madonna del Ponte. Pochi sanno che sul vicinissimo Col di Chiuti o Col di Zucca si possono ammirare degli scavi archeologici sorprendenti. A 2 passi da Invillino, proprio sopra il greto del fiume, i mosaici della Basilica Paleocristiana raccontano storie antiche. Fra i simboli riprodotti fra il V e il VI secolo ci sono nodi di Salomone, croci, quadrifogli e un intreccio di linee che potrebbe raffigurare il cammino. La Mariana da qui è una piramide austera. Il grande fiume non fa paura come in pianura. Poco più di un torrente, scorre con una musica allegra. Il paese di Socchieve è la patria di Gianfrancesco da Tolmezzo, figura centrale del Rinascimento friulano. A lui si deve il ciclo di affreschi realizzato nel 1493 all'interno della chiesa di San Martino, insieme alla pala d'altare dedicata al santo omonimo, che il pittore non riuscì a portare a termine colpito dalla peste nel 1511. La pieve di Castoia sorge accanto ad un monumentale cimitero antico. Conserva una piccola ma preziosa tela con Santa Maria Annunziata, opera del pittore settecentesco Nicola Grassi. Quanta ricchezza e quanta bellezza racchiude la Carnia. Di certo questa regione di confine e di passaggio ha svolto un ruolo economico, geografico e politico importante nei secoli. Medito su tutto questo mentre visito il castello medievale di Saquidic e mi sento a casa.
Non avrei mai pensato di poter dormire nel mastio di un castello del XII secolo. Al mattino mi aspetta la tappa più bella, da Forni di Sopra alla Sorgente. Ho lasciato la bicicletta e continuo ad alleggerirmi per salire e vivere pienamente l'incontro con la forza vitale del fiume. Le cime delle Dolomiti friulane vegliano su di me. Imbocco il sentiero dei bambini che costeggia un rivoletto, il tagliamento fanciullo. Poco più su, mentre gioca a scivolare dove la sua giovane forza lo porta, lo sento ridere e canticchiare proprio come un bimbo. Accanto al cartello Sorgente del fiume Tagliamento non c'è che un po' d'acqua fangosa. Allungo la mano nel muschio e l'acqua c'è. Bevo quest'acqua, divento lei per ricominciare a scorrere, perché l'inizio è quando tutto può ancora succedere. Ecco, buonasera, ci rivediamo dopo aver visto I segreti del tagliamento, il film di Fabrizio Zanfagnini che ha seguito Cristina Noacco sulle tracce del suo libro omonimo edito da Ediciclo. Proseguiamo con l'ultima serata della rassegna del film e dei protagonisti della montagna qui dalla SAF. Ricordiamo anche il dopolavoro ferroviario che ci affianca e dopo aver incontrato il sindaco di Udine Fontanini e diciamo passiamo adesso a parlare di questo film e di questo libro dopo aver presentato il progetto Tagliamento della SAF proposto dal comitato scientifico. Bene, buonasera a Cristina Noacco, scrittrice e docente di letteratura medievale, letteratura francese medievale all'Università di Tolosa, nonché viaggiatrice, camminatrice e diciamo che la sua passione di conoscere i luoghi a piedi l'ha portata in varie parti del mondo, dall'Himalaya al Marocco, ma anche molto in Italia e poi abbiamo appunto Fabrizio Zanfagnini con cui parleremo, che è l'autore di questo cortometraggio. Con noi c'è anche Renzo Paganello che poi ci spiegherà il legame, il collegamento e come poi Cristina e Fabrizio hanno lavorato insieme e ci racconterà anche di più su questo fiume. Ma cominciamo con Cristina. Come è nata quest'idea di percorrere il tagliamento e raccontarlo e appunto cercare i suoi segreti? Buonasera Alessandra, grazie alla SAF e al dopolavoro ferroviario innanzitutto per questo invito. Come è nato questo viaggio? È nato da un invito a scrivere un racconto per un'antologia, Locanda Tagliamento. L'invito alla scrittura si è trasformato in invito al viaggio. Mi sono detta che non potevo solo leggere dei libri, dovevo andare a vedere di persona come scorre, come scende questo tagliamento. Però in realtà è nata subito l'idea di percorrerlo dalla foce alla sorgente, di risalirlo. E quindi è stata
un richiamo interiore che si è spiegato in realtà solo via via con il tempo. Adesso posso dire che sono andata verso la sorgente perché la sorgente è un tempio, in quanto il punto dal quale ha origine il fiume. E andare verso l'origine significa cercare di capire, come in tutte le cose, no? Capire come si formano dei fenomeni. Andare alla sorgente per me vuol dire ancora cercare di capire come si forma il fiume e come ha formato anche tutto il territorio che attraversa. Ecco, e quindi da questo viaggio poi è nata il desiderio di raccontarlo. In realtà non è stato facile scegliere come raccontarlo, perché questo viaggio mi ha veramente talmente coinvolta che l'ho ripetuto più volte. Sono salita 2 volte e mezza verso la sorgente, non l'ho toccata 3 volte, ma sono partita 3 volte dal mare, e poi sono scesa a piedi, solo a piedi questa volta, dalla sorgente un'altra volta. Avrei voluto in realtà in un unico racconto spiegare, descrivere tutto quello che ho visto in questi 4 viaggi, ma chiaramente non era possibile. Avrei voluto raccontare le variazioni di luce, le variazioni legate alle stagioni, al mio modo di cambiare anche camminando. Alla fine ho deciso la semplicità per la semplicità e ho raccontato solo la prima salita, che è stata comunque la più emozionante. E quindi, ecco, questa è stata la scelta finale. Anzi, non l'ho raccontata io, l'ho fatta raccontare questa salita alla protagonista del racconto, Alba. E se dovessi dire quali sono gli aspetti, diciamo in sintesi, di questo lungo viaggio che attraversa luoghi molto diversi, dalla pianura risale fino alla montagna, e quali sono le caratteristiche che ti hanno colpito di più del tagliamento? Beh, questa è una domanda difficile in realtà, perché se potesse sembrare una risposta convincente risponderei tutto, perché ogni sasso, ogni incontro, ogni segreto del tagliamento fa parte di un tutto cosmico, un dono abbondante, infinito, d'amore, di cui ho scoperto grazie al fiume di far parte. Questo forse è il più grande segreto che il tagliamento mi ha raccontato, questo unicum cosmico del quale facciamo parte. Forse andare controcorrente è stato anche un modo per cambiare prospettiva, per guardare il mondo con occhi nuovi e scoprire le meraviglie che ci circondano. Ecco, scoprire la grande bellezza che è intorno a noi e che è ovunque, alla foce, quando il fiume cerca l'unità, lungo gli argini, dentro l'alveo, le tracce degli animali, i colori dei sassi, dell'acqua, le 1000 voci del fiume, e poi naturalmente tutti i posti particolarissimi che sono stati anche illustrati nel video di Fabrizio Zanfagnini, come il biotopo dell'acqua caduta vicino a Cimano, le risorgive dei Bars, un luogo incantato e incantevole. Ho anche assistito durante questi viaggi a 2 eclissi lunari, una totale nel 18 e l'altra parziale nel 19. Quindi innanzitutto direi assolutamente la bellezza del fiume, proprio perché è segno tangibile di quella grande bellezza che ci circonda. Però in realtà mi sento di aggiungere almeno anche la fragilità, perché proprio questo territorio così bello porta in sé i segni di una grande fragilità e quindi un messaggio: dobbiamo aver cura di lui. Quando sono ripassata nel 19, soprattutto nella parte montana, tra Forni di Sotto e Forni di Sopra, ho potuto constatare con grande tristezza il disastro provocato dalla tempesta Vaia. C'erano distese enormi di abeti che erano stati abbattuti, un campo di battaglia ricoperto di corpi vegetali con le radici all'aria, che nessuno sarebbe andato a tirare via da lì, neanche forse per recuperare un po' di legna, soprattutto quelli poi caduti in mezzo all'acqua, nella parte in cui il fiume è ancora molto stretto, a carattere torrentizio. E quindi lì e anche in altri luoghi mi sono resa conto di quanto questo patrimonio abbia bisogno di noi, abbia bisogno di essere tutelato e amato. E poi aggiungerei alla bellezza e alla fragilità la grande varietà, la varietà di questo fiume. Con i suoi 178 chilometri, non credo che esistano molti altri fiumi che possano esibire una così grande varietà, innanzitutto naturalistica, ma anche ambientale e culturale.
Per quanto riguarda la natura, naturalmente, Renzo magari ci dirà qualcosa poi in modo più dettagliato, però è veramente un'enciclopedia a cielo aperto il tagliamento, ci spiega come si sono formate le montagne, la pianura, con appunto i ciottoli che possiamo vedere lungo il fiume. Penso alla ricchezza anche culturale in realtà, perché c'è tanta cultura che si è sviluppata lungo le sue rive, che è dovuta alla presenza del fiume. Le varianti per esempio della lingua friulana sono molto interessanti. Penso a tutte le chiesette affrescate che ho potuto visitare, facendo a volte anche dei grandi giri per poter recuperare le chiavi e ammirare gli affreschi che contengono. Penso ai mosaici, per esempio, non so quanti di voi conoscano i mosaici della Basilica Paleocristiana di Invillino, che si trovano proprio vicinissimi al letto del fiume. Tutte queste meraviglie sono state veramente dei tesori scoperti via via risalendo verso la sorgente. E direi che alla fine quindi bellezza, fragilità e varietà sono le caratteristiche del nostro territorio. E sta a noi riconoscerlo innanzitutto come un patrimonio, il nostro più grande tesoro. È un viaggio quindi lento lungo il fiume che ci fa conoscere il territorio, che in realtà ci fa conoscere anche noi stessi, perché ascoltare le voci del fiume significa metterci in ascolto della nostra interiorità. Quindi se ci amiamo, amiamo il fiume, e se amiamo il fiume ci curiamo di noi, del nostro territorio. Ecco, questa è stata una cosa che forse è quella che sento di dover di più a questo viaggio, il riconoscere quanto siamo legati al nostro territorio. Quindi anche forse il segreto più grande. E Cristina, poi torneremo anche sulla tua esplorazione, anche i tuoi sentimenti riguardo a questo fiume, però hai parlato e hai citato Renzo Paganello, e io gli chiederei subito di svelarci come poi nasce questo legame tra Cristina, il tagliamento, la SAF. Diciamo che forse tu hai anche tu qualche segreto, qualche curiosità da rivelarci. Bene, buonasera a tutti. Beh, Cristina la conosco da alcuni anni e il compito mio stasera è quello di raccontare il tagliamento, poi vi dirò di Cristina e Fabrizio, ma davanti al racconto di Cristina io dovrò essere necessariamente arido, è un po' una caratteristica maschile, però non riesco a competere con la grazia e con la poesia come si esprime la Cristina. Il tagliamento purtroppo per i friulani è una cosa scontata, cioè è più apprezzato fuori dal Friuli, con le dovute eccezioni, che non da noi, perché da noi il tagliamento è lì da sempre. È una tradizione che divida di qua e di là da laghe, di qua e di là dell'acqua, l'acqua per antonomasia, e l'acqua è il fiume più importante del Friuli. Il preponderante è l'aspetto culturale storico per noi. Lungo il suo corso ci sono state, la via di comunicazione principale era lungo il corso d'acqua, quindi cominciamo dai tumuli castellieri, le strade romane, i castra, come quello di Invillino per esempio, le pievi, i castelli medievali, poi lassù in alto, nella parte alta, la Grande Guerra, poi i bunker, sia quelli del periodo tra le due guerre, sia quelli della Guerra Fredda. Tutto questo polarizza l'attenzione, ma c'è un aspetto geomorfologico che interessa di più soprattutto gli scienziati. Quello che per noi è un grande fiume, in realtà, per gli standard europei, 178 km è poco. Però, con questi 178 km, il tagliamento presenta delle peculiarità veramente uniche, concentrate. Diciamo, per chi conosce, ha presente la carta geografica, parte dalla sorgente che purtroppo si trova in Veneto, ma le montagne da cui parte sono formate dalle rocce carbonatiche più vecchie d'Italia.
sono rocce carbonate che hanno sui 460 milioni di anni. L'andamento iniziale è da ovest verso est, seguendo l'allineamento delle principali catene montuose che noi abbiamo, come da Udine si vede benissimo questo allineamento. Supera un'antica frana, quella sopra Ampezzo, che ha deviato il suo percorso. Ha procurato probabilmente la frana di Borta, che in epoca storica, che ha avuto una cinquantina di morti. Poi arriva con l'aiuto delle glaciazioni, anziché scendere giù da Cavazzo lungo l'alveo dell'attuale lago di Cavazzo, arriva a superare lo sbarramento prima di Amaro e cattura il Fella, o la Fele come dicevamo prima, per iniziare da lì un percorso in verticale, nord-sud. Quindi scende lungo l'asta a Osoppo e lì c'è il campo di Osoppo. Il campo di Osoppo è un paleolago che si è costituito quando il ghiacciaio Telaventino ha cominciato a fondersi. Era un grande lago molto profondo. È stato riempito dai sedimenti del tagliamento, ghiaie e ciottoli, che negli interstizi sono zeppi pieni di acqua che noi, tra l'altro, emungiamo con il consorzio dell'acquedotto Friuli Centrale. Contiene milioni di metri cubi d'acqua. Poi, quando arriva nella zona di Maiano, veramente lì dispiega i suoi canali intrecciati, che sono una caratteristica per cui è studiato. I canali intrecciati non sono altro che in nuce la formazione della pianura friulana alluvionale e sono dati da canali che vengono spostati a ogni piena, isole che si formano, isole che vengono sommerse, canali che si intrecciano, canali che restano anastomizzati. Poi praticamente pare che abbia deciso improvvisamente, grazie anche a ghiacciai, di superare la stretta di Pinzano anziché andare giù per Maiano. La stretta di Pinzano ha aumentato la sua velocità, per cui va a incidere la famosa scarpata di Aonedis, chiamata anche le scogliere di Dover, e lì stranamente si può notare che la parte inferiore della scarpata è formata da ghiaie più recenti portate in epoca prima dall'Arzino e successivamente sopra sono state coperte dall'alveo del tagliamento quando passava dalla parte di Maiano. Quindi va a scavare nei suoi sedimenti e in quelli precedenti. Andando più giù, passato il ponte di Vignano, comincia a scomparire, viene assorbito dalle sue ghiaie. Lì siamo nel tratto della media pianura friulana, dove finisce la alta pianura friulana e sta per iniziare la bassa pianura friulana, in particolare a Varmo. A Varmo che succede? Torna a emergere. Perché? Perché la pendenza della pianura friulana è talmente diminuita che non ha più la possibilità di trasportare la ghiaia. Può trasportare solamente sabbia e limo, che essendo finissimi il limo in particolare è impermeabile, per cui le acque sono costrette a emergere. A questo punto, a cominciare da Ronchis della Tisana, l'uomo ha dovuto stringere questo alveo che all'inizio, soprattutto nella parte tra Pinzano e Vignano, è di un paio di chilometri. E sembra incredibile che nelle piene riesca a riempire tutto quel grandissimo spazio e anche delle volte a uscirne, come è successo anche in epoche storiche, per esempio nel 1966. Arrivato a Ronchis la Tisana, viene ristretto, gli argini vengono avvicinati, vengono alzati per difendere gli abitati, in particolare la Tisana. Appena passato la Tisana inizia il percorso più della estrema pianura friulana, con meno pendenza, per cui comincia a meandreggiare e fa dei meandri che ovviamente per questione di fisica si allargano sempre dalla parte esterna della curva, quindi mutano anche nel giro di poche decine di anni. Anche sotto il ponte dell'autostrada hanno dovuto modificare mettendoli in massi di scogliera perché il fiume si stava allargando e andava a intaccare pericolosamente il sedimento dei piloni dell'autostrada. Poi
arriva con una forma di estuario alla foce e si prende anche la briga di formare una specie di delta fuori sommerso con i sedimenti che formano degli archi, diciamo delle dune sommerse tra Bibbione e Lignano. Ovviamente le sabbie che porta, anche se un po' diminuite perché è stato molto catturata l'acqua sia del tagliamento Capristi, ma dei suoi effluenti sono tutti stati captati nella parte alta della Incarnia, per cui i sedimenti sono diminuiti. E anche se si lamentano quelli di Lignano e Grado perché le mareggiate le portano via, c'è poco da fare finché ci sono le dighe, i sedimenti vengono frenati. Ecco, questo è il tagliamento dal punto di vista geomorfologico. Ovviamente gli aspetti vegetazionali sono collegati alla geologia, gli animali, gli uccelli, i pesci, non posso dilungarmi. Grazie Renzo, certo, perché altrimenti poi abbiamo tutta una stagione per portare le persone a visitare, non possiamo raccontare tutto stasera, ma insomma possiamo capire da quello che hai detto che il tagliamento è vivo, si modifica, si trasforma e appunto ed è proprio quello che racconta molto bene Cristina con grande passione, come l'abbiamo ascoltata poco fa. Proprio se vuoi introdurre tu, Renzo, Fabrizio, spiegando perché appunto poi nasce questo lavoro fatto assieme e poi appunto chiediamo a Fabrizio di raccontarci come ha costruito questo film che abbiamo appena visto. Sì, ovviamente chi viaggia, chi va a fare delle uscite come abbiamo fatto successivamente con Cristina, quando porta la macchina fotografica vi conviene portarvi una sedia dietro. Lei è perfezionista come tutti i fotografi e mi ha espresso il desiderio che avrebbe voluto vedere, ammirare il tagliamento dall'alto. Aveva cercato di qua e di là e io ho pensato, passione per la fotografia, pazienza di un fotografo, allora fotografo, adesso videomaker, Fabrizio Zanfagnini, che sapevo avesse conseguito il brevetto di pilota e aveva anche un aereo da turismo, quindi li ho messi in contatto. In realtà Fabrizio non ha più l'aereo, però metti vicino due artisti, due persone sensibili alla bellezza, è nato quello che avete visto. E io sono adesso, grazie Renzo, grazie. Adesso lo chiediamo proprio a Fabrizio che ci racconta, insomma Fabrizio lo conoscete perché se seguite Telefriuli lui trasmette spesso, ha questa rubrica, questa serie Incantesimi delle terre friulane, anche un canale molto seguito su YouTube e la sua passione è proprio quella di raccontare non solo il Friuli, ma molto Friuli, molto le montagne, vari luoghi, anche persone, con questi video, questi cortometraggi, questi film dove si nota proprio l'amore per il territorio e anche queste riprese, queste immagini che sono davvero molto molto belle del territorio, dell'ambiente, degli ambienti. Fabrizio, com'è stato questo incontro con il tagliamento, oltre che con Cristina? Allora, consentimi Alessandra un piccolo saluto al pubblico che ci sta seguendo e volevo anche ringraziare tutti voi, direttivo dell'Alpina, che mi ha consentito di essere qui questa sera con voi, anche seppure in modo virtuale. Naturalmente il fatto di non essere in presenza purtroppo credo faccia perdere un po' di qualità alle immagini, perché chiaramente in internet non è come al mitico Menossi dove guardavamo le immagini diciamo in alta definizione, quindi questo secondo me fa perdere un pochettino, però d'altra parte questa è la realtà, non possiamo farci nulla e quindi dobbiamo accontentarci di quello che passa al convento. E tra le altre cose, parlando del mitico Menossi, volevo ringraziare anche il buon Roberto,
perché è stato ed è ancora, diciamo così, un po' l'angelo custode di queste rassegne che poi culturalmente sono state molto importanti anche per la città di Udine. Come vi dicevo, l'incontro con il tagliamento è stato abbastanza casuale, tutto sommato, no? Lo ha ricordato prima Renzo, e io sono stato molto contento di aver trovato Cristina, perché diciamo che questo incontro è avvenuto in un momento in cui non avevo molte idee, sinceramente. Come hai detto tu prima, io sto raccontando il territorio con questi miei video, questa è la mia passione, alla quale mi sono dedicato, diciamo, in maniera abbastanza importante. E poco prima di conoscere Cristina avevo già realizzato un paio di video sui fiumi, in particolare il Torre o la Torre, dipende dai punti di vista, e sul Natisone. I fiumi però erano un pretesto, perché a me piaceva raccontare un po' il contorno, cioè il territorio nel quale questi fiumi passavano. E avevo cominciato le riprese anche del tagliamento, però confesso di non aver avuto delle grandi idee, perché delle volte per raccontare qualcosa è necessaria una storia. E in questo caso la storia è arrivata proprio dal libro di Cristina, che diciamo che con molta profondità ha toccato diversi punti e argomenti legati al fiume. C'è la parte culturale, l'aspetto naturalistico, l'aspetto del viaggio e quant'altro. E così, parlando insieme, abbiamo deciso, avevo proposto una sceneggiatura di questo lavoro, e quindi siamo partiti rancia in cresta a fare le riprese di questo documentario, che secondo me, insomma, ha dato una buona immagine del fiume anche a chi il fiume non lo conosce, e penso che sia tra questi ci metterei molti nostri corregionali che conoscono poco del nostro territorio, perché io da quando ho cominciato questo lavoro a raccontare il Friuli, a raccontare le nostre montagne, vedo effettivamente che c'è poca conoscenza dei nostri luoghi. Probabilmente adesso magari la gente si sfogherà andando con la questione del lockdown, alla fine del lockdown partiranno tutti, e probabilmente questo, insomma, cercherà di ampliare un po' le conoscenze del nostro territorio. Ecco, questo è diciamo così, l'incontro e lo sviluppo del documentario. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Cristina. Esplorando il tagliamento da vicino per fare le riprese, poi tu sei un conoscitore della montagna da molti anni, sei un socio storico dell'Alpina. Dal 68. Esatto, hai frequentato la montagna in molti modi, e quindi ecco, diciamo che sicuramente tu il Friuli lo conosci molto bene, in particolare le nostre montagne, però sicuramente entrando dentro il tagliamento in profondità, lavorando con Cristina, mostrando queste immagini, questi luoghi particolari, veramente incuriosiscono moltissimo a esplorare. Ecco, che impressione ti ha fatto il fiume? Che cosa ti ha colpito di più del tagliamento? Ma mi ha colpito in particolare la solitudine, perché normalmente siamo sempre bombardati da un sacco di informazioni sui posti che frequentiamo. Sul tagliamento effettivamente non ho trovato queste grandi informazioni, anche se per carità basta andare su internet, c'è una mole di lavori infinita, però in effetti frequentando il posto c'è sempre questa sensazione di essere un po' da soli. E delle volte ho pensato anche a Cristina, che ha fatto questo viaggio in bicicletta, e l'ho pensata quando lei mi raccontava, per esempio, che dormiva nel sacco a pelo lungo il fiume. Ecco, le avevo chiesto se aveva mai incontrato nessuno. Lei mi ha detto: sono sempre stata sola durante la notte, ho passato le mie notti sul fiume, e quindi, voglio dire, anche lei ha avuto questo riscontro della solitudine di questo fiume, che a me è piaciuta molto. Io sono un po' un orso, quindi a me piace un po' immergermi nella solitudine talvolta, e questa cosa mi ha dato veramente
una certa profondità nell'approccio con questo corso d'acqua così importante, così particolare, così primitivo e così rustico, se vogliamo. Veniamo alla domanda o allo spunto che ha lanciato prima il presidente Enrico Brisighelli sul il nome o il titolo o il genere femminile o maschile da dare ai corsi d'acqua e ai fiumi. La domanda è a Cristina. Mi viene anche in mente che fra qualche giorno sarà la giornata internazionale della donna, l'8 marzo, e questa capacità anche che tu racconti, no, del tagliamento, di aver generato e avere creato il Friuli, allo stesso tempo però tu lo chiami fiume padre. Ecco, come risolvi questa contraddizione e anche che genere tu attribuisci ai fiumi e al fiume? Allora, premetto che non mi piace di solito fare discorsi di genere, però in questo caso mi sento di farlo e di doverlo fare. Forse se fossi un uomo avrei visto, come dice Angelo Floramo nella prefazione al libro, avrei visto il fiume come una madre, no? Perché dal fiume nasce la vita, la pianura, la vegetazione, tutto l'ambiente, la biodiversità che è collegata al fiume. Quindi sicuramente riconosco questa maternità del fiume. Ed è per questo che molti corsi d'acqua portano un nome femminile, perché si sottintende Aghe, no? La Aghe Fele, la Aghe Thor, la Aghe Livenze. Non tutti, però ecco, probabilmente legato a una tradizione popolare del luogo locale, no? Che tende a nominare al femminile un certo corso d'acqua. Per il tagliamento no, non è successo, è rimasto maschile. Non è per questo che io lo chiamo padre. Io, in quanto donna e in quanto figlia di questo territorio, ho sentito di andare un po' alla ricerca della storia di mio padre, del padre appunto del nostro territorio. Poi se si volesse approfondire in realtà sono andata anche a cercare un padre, mio padre. Comunque qui mi sento di dire che sono andata alla ricerca del padre della nostra regione e infatti lo chiamo grande padre per questo. E poi non è poco il fatto che si parli di patrimonio. Il patrimonio è ciò che ci è stato lasciato, la nostra eredità. Quindi per questo il fiume merita di essere chiamato padre, perché è ciò che ci è stato lasciato, il nostro patrimonio, è ciò che noi lasceremo a chi verrà dopo. E quindi, ecco, questa è la sua grande... Io lo risolvo così, per me è madre, nel senso che è madre di vita, e padre perché, beh, oltre ad aver formato la nostra regione, in realtà ha anche uno spirito maschile, nel senso che può essere anche severo come un padre, no? Con queste piene che possono essere rovinose. Sì, lo vedo come padre secondo diverse sfaccettature e questo comunque mi porta a rispettarlo e a sentire un grande legame con lui, come quel legame così forte che c'è sempre fra una figlia e il suo padre. Grazie. Fabrizio, veniamo invece al tuo modo di lavorare. Abbiamo visto I segreti del tagliamento, quindi hai parlato di una sceneggiatura, hai costruito comunque un lavoro che nasceva già da un romanzo, da un racconto, da una narrazione. Il libro di Cristina è un libro ibrido, c'è una protagonista, appunto Alba, ma c'è anche una narrazione che si capisce che è anche autobiografica e poi si parla di luoghi reali che poi tu hai ricostruito nel tuo film. Però adesso vedremo un altro dei tuoi lavori che si chiama Montagne nella neve, che vedremo e vedrete tutti per la prima volta, ed è un lavoro corposo che appunto è dedicato proprio alla neve che è caduta in abbondanza quest'inverno e la mia domanda è: come costruisci poi questi lavori? Vedremo tantissime montagne, dalla Mariana al Montasio, al Canin, alle Giulie, appunto le Prealpi e anche le Alpi Carniche. E come hai lavorato, in particolare nel film che vedremo poi, ma in generale come costruisci questi tuoi film? Allora, se posso fare una distinzione, dobbiamo
mettere in campo una dicotomia tra quello che è un racconto in cui c'è una storia da raccontare e il film o il documentario di paesaggio come questo che vedrete fra qualche attimo. Ed è un documentario difficile da realizzare, perché quando si parla di paesaggio, quando vuoi raccontare un paesaggio, in genere si cade spesso nel tranello della, come dire, della ovvietà, no? E soprattutto mi fa venire in mente, voi siete giovani, ma un tempo negli anni 70 era di moda anche alla società alpina fare delle serate di diapositive, o dei soci o di ospiti che arrivavano da fuori. E in genere erano delle cose interminabili, delle cose noiosissime, perché c'era quello che ti raccontava la fotografia, qui c'è lo zaino di questo colore, il sasso di quell'altro colore, c'è il legnetto, insomma ci sono 1000 sfaccettature e ti raccontavano di ogni immagine queste cose, quindi interminabili ma anche noiosissime. Io penso di trovarmi nella stessa situazione, cioè a raccontare un paesaggio, far vedere a qualcuno che non conosce o anche nel caso in cui lo conosca un ambiente che è difficile da, come dire, da descrivere in modo esaustivo o comunque in modo non noioso. Quindi il mio lavoro è quello di mettere insieme una marea di immagini, perché pensate che in questi filmati sostanzialmente le clip, cioè le scene, cambiano ogni 3 o 4 secondi. Per cui alla fine dei 24 minuti canonici, che sono quelli di solito diciamo così, dei tempi televisivi, diventano importanti, c'è una quantità di scene enormi e devi cercare di mettere insieme le cose in modo tale che non annoino. Io ho cercato con la scelta delle musiche, con le riprese fatte in un certo modo, il montaggio in un altro modo, eccetera, di inserire poi in una maniera logica tutte le immagini di cui avevo disponibilità. Direi che il lavoro, insomma, tutto sommato a me non dispiace, perché comunque bisogna tenere presente che io lavoro sempre ed esclusivamente da solo, per cui non ci sono finanziamenti, non ci sono contributi, le attrezzature me le gestisco da solo e quindi da solo poi faccio tutto sviluppo, tutto il resto, quindi la sceneggiatura, i testi, la lettura, quindi ho fatto anche dei corsi di recitazione, di dizione, anche per migliorare un po' l'aspetto qualitativo della voce, insomma, alla fine diventa una cosa impegnativa, però l'orgoglio mio a questo punto è quello di realizzare queste cose da solo e confrontandomi con altre produzioni molto più impegnative, tutto sommato, insomma, sono abbastanza felice dei risultati, pur non essendo certamente candidato all'Oscar, ma insomma, alla fine mi basto e mi diverto a fare queste cose qui e con risultati, insomma, abbastanza interessanti. Quindi il film che vedrete questa sera è chiaramente legato ad un filo conduttore che, come dicevi tu prima, è la neve, e quindi esiste questo filo conduttore che tocca diversi aspetti delle nostre montagne, diversi ambienti delle nostre montagne, le Alpi Giulie e le Alpi Carniche, e a questo punto credo che l'unica cosa che ci resta da fare è quello di vedere il film, insomma, certo, che dura 24 minuti. Grazie Fabrizio, sì, hai lanciato il tuo film e certamente chiuderemo in bellezza questa rassegna del film e dei protagonisti della montagna proprio con il tuo film. Prima di salutarvi però, io vorrei chiedere un'ultimissima cosa a Cristina però ho anche una cosa importante da dire che non ho detto all'inizio. Abbiamo, oltre al dopolavoro ferroviario, e ringrazio anche il regista Marco Cabbai che è dietro le quinte, oggi lo avete visto eccezionalmente anche davanti all'obiettivo in quanto il presidente del comitato scientifico, ci sono anche una serie di diciamo amici e collaboratori e sponsor tecnici che partecipano
alla realizzazione della rassegna, e sono la Fondazione Friuli, che ci sostiene in quanto Commissione Culturale Divulgativa, e poi ci sono il Mega Intersport, CV Bank, Amgaera e Fiascaris, che invece ci sostengono appunto per questa rassegna e per anche altre attività. Per cui diciamo che ecco, mi faceva piacere ricordarli anche per quest'ultima serata. Bene, tutta questa neve e questa acqua di cui abbiamo parlato oggi, il tagliamento e questo, diciamo, questo bene primario di cui abbiamo tanto bisogno e che è tanto importante, e per cui concluderemo proprio con queste immagini molto, molto suggestive. Però un'ultimissima domanda per Cristina. Ringrazio anche Renzo Paganello e Denia e Marco e il presidente Enrico Brisighelli. Un'ultimissima domanda per Cristina e poi ci guardiamo il film. Che cosa hai provato? Tu, come ha detto Denia Cleri, parteciperai al progetto Tagliamento della Società Alpina, ma il fatto che dal tuo libro, oltre poi a essere nato un film, poi adesso ci sarà lungo tutto l'arco appunto del 2021 questo progetto con visite, escursioni, conferenze, che quindi amplieranno e ingrandiranno anche dal punto di vista poi della ricerca, della divulgazione, la tua idea e il tuo libro. Ecco, mi piacerebbe sentire proprio un saluto, anche un augurio nei confronti proprio dei segreti del tagliamento, quindi il progetto della SAF che partirà proprio il 1° aprile. Grazie Alessandra per questa domanda, che mi permette di dire che credo che i segreti del tagliamento abbiano un unico desiderio, quello di essere conosciuti dal più grande numero di persone che amano condividere questo territorio, nel quale ci si sente abbracciati, anche se in solitudine, come ricordava Fabrizio. Io penso che sia un bellissimo modo per continuare la ricerca. Mi sono sentita sempre in cammino, e per questo alla ricerca di tutto quello che bolle sotto i sassi e intorno a noi. E quindi essere in cammino significa essere in ricerca. Chi fa ricerca è in cammino e viceversa. Quindi continuare ad andare verso le origini, verso il cercare di capire, no? Da dove veniamo, come siamo fatti, da chi, cosa ci attraversa, questo soffio meraviglioso che portiamo dentro di noi. Si sente spesso dire che il nostro spirito coincide con il nostro corpo, o comunque siamo spirito incarnato, e in fin dei conti il nostro corpo è, come si diceva prima, legato al territorio. Allora vuol dire che il nostro spirito è legato al territorio, cioè il territorio è spiritualità. Ecco, io credo in questa sfida che ha lanciato il comitato scientifico della Società Alpina Friulana, quello di cercare insieme il fondamento della nostra interiorità, la nostra spiritualità lungo questo fiume che ci ha dato tanto, che ci ha regalato la regione che possiamo ammirare. Quindi spero, ma anche auguro a chi vorrà partecipare a queste bellissime escursioni, di fare ricerca, cioè di non ascoltare solamente chi verrà a descrivere il paesaggio, presentare delle visite guidate, ma di cercare insieme a loro, con loro, guidati da loro, cosa c'è appunto sotto l'acqua, sotto i sassi, intorno a noi. E sono proprio curiosa di vedere cosa salta fuori, e per questo non vedo l'ora di partire con loro il 18 aprile. Grazie a voi davvero. Grazie a tutti. Quindi a questo punto, con queste parole chiudiamo la rassegna del film, chiudiamo la serata. Grazie ancora a tutti voi, a Cristina Noacco, a Denia Cleri, Marco Cabbai, che è stato anche alla regia, Renzo Paganello, e al presidente Enrico Brisighelli, nonché al sindaco di Udine Piero Fontanini, che è stato con noi all'inizio, e ci lasciamo
e ci guardiamo e chiudiamo la rassegna e questa serata con Montagne nella neve di Fabrizio Zanfagnini. Grazie Fabrizio e grazie a voi. buonanotte e arrivederci a tutti. Arrivederci. Buonasera. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Salire le montagne è un esercizio meraviglioso che si pratica da quando la Terra ha ascoltato i primi vagiti dell'uomo e che ha salito le cime per necessità. Si è arrampicato anche per incontrare Dio e per guardare l'orizzonte dall'alto, per vedere con stupore ciò che misteriosamente si nascondeva dall'altra parte della cresta. Le rocce più alte riservano le intense emozioni dell'umiltà e del nulla che si fa anima. Pietre che rendono felici, passi che disegnano fantastiche linee su un foglio bianco di neve. È la neve delle nostre montagne. Il volo elegante di un gracco sopra i deserti di alta quota delle montagne friulane annuncia la soglia temporale dell'autunno, oltre la quale l'intenso abbraccio del sole e i caldi colori delle erbe e delle foglie espandono le sensazioni verso l'essenza di una stagione nuova, in cui i prati smunti assumono le parvenze di un abito desueto. L'imminente inverno oscura lentamente il vago ricordo della bella stagione, dipingendo tra i faggi spogli e gli abeti puntuti un zuccheroso paesaggio in cui qualche timido sbuffo di neve demolisce le poche certezze che sembravano allungare all'infinito le probabilità di vita dell'autunno. L'incessante mulinare dell'acqua nel freddo crudele fiacca e rallenta la sua folle corsa per intorpidirsi ai voleri del gelo. La cascata di Salino in Val d'Incaroio lievita i suoi fluttuanti sospiri di vapore che si gonfiano e si cristallizzano in 1000 lance di ghiaccio e trasparenti cristalli. Anche il fontanon di Goriuda, in Val Racolana, congela negli anni più freddi le sue parole e i suoi mormorii in una stupenda cattedrale gotica di ghiaccio. La storia di un umile stelo d'erba o di un rinsecchito frutto è racchiusa in una sottile corazza di ghiaccio che si arriccia e ne preserva i colori sopra un oceano bianco apparentemente senza vita. Il ghiaccio arricchisce anche le fattezze dei piccoli laghi di Fusine, che inghiottono i rumori con le fauci scure di un'acqua che diventa solida materia. A tratti i silenziosi vapori liberati dal sole in un esercito di veli traslucidi si gonfiano nell'aria come timidi sogni. I piccoli mari ghiacciati tra i boschi di faggio e di abete simulano nel vento le onde spumeggianti che si riversano sulle rive e che trasmigrano nei fiumi e nei torrenti di fondovalle imprigionati dalla prima neve. Qualche fiocco di neve, lieve e poetica meraviglia che incanta, risveglia i ricordi infantili in un turbine di purezza ovattata. E in poche ore il mondo si piega ad una camaleontica metamorfosi che rende pulito ogni brutto elemento della natura e ogni fuligginoso pensiero che attraversa la mente. Il fluttuante fruscio di 1000 ghiaccioli tra i rami è un universo ricco di significati simbolici, culturali e spirituali. La neve è un sogno sospeso tra il vento crudele dell'inverno e i suoi odori, che si spargono veloci tra il respiro degli abeti neri appena ricoperti da un mantello lucente e incantevole. Una nevicata è il frutto di una strana alchimia che bacia dolcemente le chiome degli alberi e morde con il suo freddo respiro ogni piccolo segno di vita.
Camminare su una coltre soffice con la certezza che nessun altro abbia profanato le nostre impronte rende speciale la progressione. I fiocchi scendono dentro all'anima, senza rumore sfiorano le pietre e i tronchi e toccano le parole che si congelano ad ogni passo. L'atmosfera grigiastra, i forti contrasti nel bosco e la profondità del campo visivo annunciano la fine dell'imperiosa dittatura della neve, che dalle nuvole basse sforna gli ultimi fiocchi appena percepibili tra i fantasiosi sospiri dell'aria. Aloni evanescenti e veli di foschia consolano la monotonia del paesaggio addormentato, aprendo nitide quinte e insolite prospettive incantate. Le correnti fredde squarciano le nebbie e il sole lentamente si appropria della scena, stimolando il desiderio di cercare un taglio di luce oltre i vetri appannati e le stanze buie della notte alpina. È il fascino della neve nell'arcigno e mobile regno del gelo. È un brivido profondo che tra i monti della Carnia assume le armonie di un'orchestra che suona nel vuoto. Tra queste cime innevate il pensiero corre ai fragili attimi di grande intensità personale che la montagna regala a chi la osserva con gli occhi dell'amante. È un eterno racconto di fiabe e segreti che penetrano nelle profondità nascoste dell'anima. La neve isola il bosco, ma quando la luce del sole inonda gli orizzonti invernali, apre i cancelli della giocosità e della voglia di vivere. La montagna è una grande maestra di filosofia e talvolta si scontra con l'effimera presunzione dell'uomo moderno, determinato come non mai al controllo e alla ricostruzione artificiale di quasi tutti i fenomeni naturali. La natura però è spesso arcigna e vendicativa e i suoi limiti sono ben identificabili. Andare oltre a questi limiti significa dichiarare una guerra alla natura dagli esiti imprevedibili, in cui l'ingordigia dell'uomo viene sopraffatta dalla reattività dei delicati ambienti di montagna. Per fortuna le Alpi friulane mostrano ancora oggi in gran parte dei loro territori il volto di ieri, grazie ad una involontaria protezione dell'ambiente sostenuta dalle servitù militari, dal decentramento delle zone di confine e da un modesto interesse della speculazione. Nonostante ciò, gli infelici effetti della crisi climatica sono un pericoloso campanello di allarme che suona con mesti rintocchi tra i nostri boschi e le nostre montagne. Di anno in anno la scarsità o l'assenza di neve hanno condizionato il caratteristico paesaggio alpino invernale, determinando il rapido mutamento di equilibri millenari. Assistiamo impotenti allo scioglimento irreversibile dei pochi minuscoli ghiacciai conservati sulle Alpi Giulie e Carniche, alla degradazione del permafrost alle quote più elevate, con evidenti riflessi sulle frane e sui crolli di interi pilastri di roccia. Non meno importanti sono le conseguenze del riscaldamento globale, che in montagna ha decretato la lenta scomparsa dell'innevamento a tutte le altitudini e l'estremizzazione dei fenomeni climatici come i prolungati periodi di siccità.
Nonostante gli stravolgimenti del clima e l'atmosfera più mite, gli stavoli e le casere disseminate tra le morbide linee della Carnia assumono ancora oggi durante l'inverno un volto educativo in cui la vita dei contadini è segnata dal rigore e dal sacrificio indotto da un lavoro duro. In Carnia l'odore dell'inverno è quello romantico del fieno e della stalla, nonostante il declino dell'agricoltura di montagna. Tra le case carniche il tempo pare sospeso dentro agli orti ordinati sepolti da una nevicata. I fienili segnano con maggior vigore le ombre evanescenti tracciate sulla neve e rafforzate dai margini dei tetti. La casa tradizionale di montagna non è soltanto un groviglio di mattoni e di pietre. È il luogo del calore nell'aria rarefatta, è il mormorio di molte vite, è il grande foglio sul quale la gente annota i ricordi, disegna i tratti degli amici e dei familiari più cari e in cui si intrecciano i legami che stringono i destini di molte vite. Forse non si può amare senza condizioni la vita crepuscolare in un piccolo paese di montagna. Tuttavia la morbida bellezza di questo microcosmo e le giornate brevi riempiono lo spirito appeso talvolta alla fioca luce di una lampada. La Carnia mette in mostra nelle tante valli alcuni villaggi che svelano un carattere fortemente sintonizzato con i tratti dell'ambiente circostante. Sono piccoli agglomerati di edifici essenziali che sprofondati nella neve evocano la forza dei mestieri e l'eterna freschezza dei presepi natalizi, arricchiti dal muschio appena raccolto e dai fiocchi di cotone adagiati tra i personaggi della scena. La simbologia religiosa è ben rappresentata nelle nostre montagne dalle numerosi piedi, dalle chiese e dalle minuscole cappelle in cui la fede e le tradizioni popolari hanno sviluppato nei secoli passati meravigliose testimonianze artistiche. Molti di questi edifici sacri sono stati infatti edificati in splendide posizioni dominanti e ben visibili dalle valli sulle quali si affacciano. Ogni paese ha voluto onorare la propria devozione e i propri morti nei piccoli cimiteri adiacenti alla chiesa, esprimendo i canoni stilistici più diversi, ma sempre in sintonia con i materiali da costruzione e con le severe risorse dell'ambiente. Negli inverni più miti di questi ultimi anni, i sentieri che conducono ai pascoli più alti e alle malghe sono più facilmente percorribili e sono comunque custodi di un importante numero di edicole, crocefissi e immagini sacre che nei boschi spogli sono maggiormente visibili. Le piccole cappelle sono segni di vita in mezzo alle tante pietre che dormono sotto la neve in queste lande solitarie e sono i simboli di inviolabili segreti spirituali. Le Alpi Giulie fanno parte di quel battito cardiaco che pulsa dentro le montagne friulane. Sono figlie di una natura potente e mostrano una bellezza disarmante, soprattutto in inverno, quando la neve mette in rilievo i piccoli e sconosciuti angoli di paradiso nel dedalo di rocce, cengie e strapiombi sulle sue maestose pareti. Come la pelle vissuta di un vecchio, mostrano i segni del tempo attraverso rughe, fessure, pieghe e canaloni. Le nubi corrono veloci sull'altipiano del Montasio, uno degli osservatori privilegiati per abbracciare una consistente corona di queste folgoranti cime in parte condivise con la vicina Slovenia. Quando la prima neve dell'anno ammanta i grandi pascoli, le numerose casere della zona, poste ad una quota variabile tra i 1500 e i 1800 metri, diventano protagoniste di un incantevole scenario che, assieme al vicino Acrocoro del Canin, ha battuto in passato ogni record per altezza di neve. Nel 2009, infatti, quando al Rifugio Gilberti il suo spessore aveva raggiunto i 9 metri, le malghe del Montasio erano praticamente sepolte da un esteso lenzuolo bianco.
Nelle Alpi Giulie si profila un altro grande protagonista della montagna, il Monte Canin, con il suo complicato e ciclopico baluardo di rocce grigie traforate da un vasto sistema di grotte carsiche, alcune delle quali tra le più profonde al mondo. Durante i mesi invernali la lunga dorsale del Canin assume i connotati di una informe torta di panna montata, spazzata dai venti dispettosi del nord. I giganti delle Alpi Giulie sono ben rappresentati anche dallo Jof di Montasio, che con i suoi desolati satelliti rappresenta un marchio culturale dell'alpinismo friulano. I chilometri di creste, di sassi e di terra impastati con la neve e con il ghiaccio si prolungano come un gigantesco serpente, sul cui dorso si ergono le eleganti architetture di pinnacoli appesi al cielo e adrenaliniche torri di pietra inaridite dal sole. Un complesso montuoso che, immerso nell'abbondanza di neve, accende l'intimità dei momenti di solitudine negli orizzonti invernali. I passi sulla neve in territori solitari ripagano la fatica e l'isolamento con la straordinaria moneta, scarna ed essenziale, dell'indefinibile fantasia che ciascuno di noi libera nel pellegrinaggio della mente e del cuore. Quando la natura si scatena in un'esplosione di bianco e di azzurro, tra le alte praterie marezzate con i residui colori dell'autunno, le montagne friulane conservano nitidamente il volto di una dimensione primitiva, in cui tutto è parte di un creato in divenire. La neve lascia intravedere i dettagli che spesso nella bella stagione restano invisibili, perché confusi. Il candore di un drappo bianco e uniforme steso sui prati aiuta a leggere la perfezione dei disegni che il vento tratteggia sulle ondulazioni del terreno, tra le forme e i colori della vegetazione. L'atmosfera nitida e l'aria che vola via verso le cime in un guizzo irregolare e disordinato replica la rapidità del tempo che fugge, breve ma intenso. Raggiunge le generose e arrotondate creste della catena carnica, come i passi di coloro che salgono i pendii impervi fino alla cima. L'ultima fermata prima dello spazio che si dilata, prima dell'orizzonte che si apre dopo le innumerevoli vallate perse tra le foschie pomeridiane. La montagna è anche questo. Non è necessario affrontare impossibili sfide per entrare nella poesia della natura. A volte una solitaria immersione nella prima neve della stagione stabilisce un contatto diretto con l'arcaico mondo governato dalle nubi, dal sole, dal gelo e dal silenzio. Gli angoli severi lungo gli approcci lunghi e faticosi dei versanti alpini sono spesso teatri invivibili che narrano la loro storia geologica e umana. I sentieri e i percorsi rimasti impressi tra le rocce e la terra sofferta, seppure ricolmi di neve, mettono in relazione la passione e il lavoro per la montagna stessa. Camminare sulla neve è un movimento che evoca sensazioni infantili, in cui la difficoltà del procedere è l'equivalente degli inevitabili disagi della vita. Sulle dorsali sospese nel cielo che guardano la Valle del But e la piramide della Mariana, le luci violente e le ombre azzurrognole dei versanti settentrionali ispirano il senso di una grande energia che si sprigiona dagli spazi sconfinati inghiottendo i suoni e le ansie del fondovalle.
La neve è un fenomeno transitorio e fuggevole soprattutto in Carnia, in cui i rapidi mutamenti giornalieri del clima, governati dagli influssi mediterranei provenienti dalla pianura, rendono estreme le escursioni termiche e molto labili tutti i fattori ambientali. Aprire una pista nella neve non significa lasciare le proprie tracce per sempre. L'impronta è il segno del nostro passaggio. È come un timbro che diventa acqua. Vive la sua esistenza per un istante brevissimo e incerto. Viaggiare tra le complesse strutture delle montagne che sembrano bucare il cielo è un'esperienza che aiuta a spendere il tempo con l'atteggiamento dei grandi giorni. Sui pendii ripidi o sulle distese impolverate da ghiaccio e neve, la dimensione contemplativa è rotta soltanto dal crepitio dei propri passi. Ogni evento apparentemente insignificante assume la valenza di un soffio miracoloso nello stretto rapporto del proprio corpo con l'ambiente circostante. La montagna perfetta non esiste. La dimensione più vicina al modello ideale è la montagna che in ciascuno di noi fiorisce dall'esito delle 1000 esperienze e dai più disparati percorsi culturali che danno forma alla nostra vita. Posare il piede sui grandi rilievi delle Alpi Carniche o districarsi sulle creste nell'aria rarefatta della stagione più fredda è una prova che ripaga ogni indescrivibile sforzo fisico. Le maestose colate di roccia e gli impervi canaloni nelle compagini alpine trovano in questa porzione delle montagne friulane la somma delle diverse anime ambientali della regione. Le articolate strutture rocciose dalle tinte grigiastre svelano pareti imponenti, intervallate dalla liricità di romantici scampoli di prati millenari. L'inverno sottrae i colori, ma regala un fascino discreto anche sulle montagne meno appariscenti delle Prealpi, in cui le grandi pareti e le cime spettacolari sono praticamente assenti. È il caso dei molti rilievi che si affacciano senza ostacoli sulla pianura friulana e che ad essa fanno corona come una ghirlanda dai tratti selvaggi. La confusione della stagione calda lascia spazio in inverno alla quiete e al freddo, che nei mesi più generosi di neve esalta i contrasti e la pigmentazione calda dei boschi di latifoglie, densi di suggestivi aloni luminosi. Dopo una mediocre nevicata, i pittoreschi pascoli e le solitarie campiture annegate tra i profili arrotondati delle cime sono un fantastico belvedere sull'orizzonte e sulle vicine Alpi. Il gelo e la galaverna sugli alberi vestiti a festa sono spesso il contributo delle atmosfere rigide del clima, che accentua la naturale percezione di sacralità di questi posti defilati. Le conifere che coprono frammenti di bosco sui declivi a mezzogiorno sono talvolta bardati con i fregi della neve, che elargiscono una gradevole contrapposizione tra la purezza del bianco e le ombre scure delle chiome. I racconti dell'inverno tra i frusci degli spiriti e dei folletti del bosco stuzzicano il misterioso desiderio di raggiungere le cime più alte, che in fondo sono dentro di noi, montagne intime e solenni. Il sole più caldo spegne le stelle in cielo e riflette sulla neve i colori dell'anima e spinge i pensieri in un tormentato vagabondaggio, mentre il canto degli uccelli prepara l'adagio di un'altra primavera, nell'esultanza di un interminabile colloquio col vento e con le corolle dei primi fiori, che ispirano la poesia di questo mondo meraviglioso.